Alla fine siamo all'esproprio. Visto che ha parlato un pochino male di tutti. No, io ho parlato male di quelli di cui bisogna parlare male. Berlusconi. Di lei parlo bene, per esempio. No, dico... Di lei chi? No, che di Di quale, lei che- di quale no. donna lei? No. Di lei, là? Di Chi? Ella Fioravanzi? Ma lei parla bene di me? Sì, beh, potrei dire molto di peggio, mi limito. È stupefacente. Ne parlavamo prima. Come si fa in un partito a non accorgersi che sarebbero entrati, nonché scomparsi, 13 milioni di euro? Perché uno dice, vabbè, 13.000 euro nel bilancio di un partito potrebbero anche non vedersi. 130.000, ma 13 milioni, insomma, mi stupisco. Allora, su questa vicenda, che mi sembra davvero singolare, e mi sembra giusto che il PD lo abbia cacciato. Intanto ho piacere che lei, diciamo, che si iscrive giustamente nella categoria, e come tutti che lo siamo per la verità dei peccatori, si interessi dei peccati degli altri. Allora, intanto devo dire che qualcuno l'ha fatto anch'io. Ma no, non avrei mai detto, io non so, non mi ero fatto questa idea. Vero, lo so. Poi frequentando come lei i sacramenti assiduamente, pregando tutti i santi giorni il Santo Rosario, sicuramente lei limita i peccati. Lo dica, caro questo, cioè No, che lei limita, no? No, lei sa i motivi per cui la Chiesa non appartiene, quindi... Sì. No, voglio dire, quando non si frequentano i sacramenti, quando non si prega assiduamente, se ne fanno molti di più. Comunque, al di là di questo aspetto, che è un discorso serio questo, no, io dico che una cosa va riconosciuta al tesoriere della Margherita, che ha rubato in grande. Cioè, non si è posto dei limiti, non si è limitato semplicemente a rubare qualcosa, ha rubato qualcosa di stratosferico come 13 milioni. La cassetta di sicurezza, io stesso, se dovessi consigliare qualcosa a qualcuno, direi non prendete un conto corrente bancario, mettetelo in una cassaforte da qualche parte, perché non si può andare avanti in questa maniera. Tornando a Bagnasco, quello che è grave, lei sa che la questione crisi nella Chiesa, poi chiudiamo la parte seria, la chiudiamo velocemente e riprendiamo così il cinguettio, il Twitter fra me e lei. Bagnasco ha detto una cosa che sarebbe vera se fosse integrata al resto, cioè è verissimo che è un peccato non pagare le tasse, ma si dimentica di dire che le tasse devono essere eque, cioè che c'è un limite alla tassazione, oltre il 20%, 20-25% diventa immorale, perché i soldi, non è che la gente che lavora, i soldi sono dello Stato che gli permette graziosamente di avere dei soldi, no, sono soldi suoi. Lo Stato non può andare nelle tasche delle persone a dire ti porto via più della metà di quello che tu guadagni per alimentare una macchina pubblica inefficiente, quindi ti espropria la proprietà privata ed è un peccato, questo lo sa vero che è un peccato contro i due comandamenti, non rubare e non desiderare la roba d'altri. Due comandamenti del Decalogo sono a presidio della privata proprietà. Lo Stato, giacobino, socialista, massonico, montiano, napolitanico, resistenziale, risorgimentale, tutto quello che ci vuol mettere lei, cosa fa? Si succhia più della metà di questi soldi che non gli appartengono per alimentare poi la macchina pubblica inefficiente che deve però controllare occhiutamente il cittadino. È uno scandalo. Tempo possono farlo, ma c'è anche chi non vuole parlare del tempo con lei, ma vuole parlare d'altro e dice che lei addirittura capita a fagiolo. Oh là là. Per parlare, eccolo qua, di un documento riservato, il rifiuto del Vaticano a dare informazioni allo Stato per le vicende antecedenti al 1° aprile del 2011, ovvero da quando è entrato in vigore il nuovo organismo per la trasparenza finanziaria voluto da Papa Benedetto XVI. Sì, ma io posso dire solo questo, che io... Lo IOR si fa beffe dell'Italia. Ma sì, adesso diciamo, sullo IOR esistono anche tante dicerie delle volte non fondate. Devo dire che lo IOR ha una storia bellissima iniziale, perché è stato fondato principalmente con l'intento di sostenere i cristiani nei paesi del socialismo reale. Dopo un certo evento, che le lascio indovinare, Fioravanzi, a livello ecclesiale, se si sforza ci riesce, un evento che è successo dal 1962 al 65, che ha determinato la catastrofe nella Chiesa Cattolica, si sforza, comincia per C. Non ci arriva. Consiglio Vaticano, vede che, cioè,
dopo tanti anni di presenza di Maurizio Ruggero in questa emittente, si è riusciti finalmente a far dire a Fabio Fioravanzi una parola di verità. Concilio Vaticano II, appunto. Quando è iniziata la rivoluzione francese dentro la Il Chiesa, Concilio Vaticano III non l'hanno ancora fatto, vero? e meno male, perché già col Vaticano II siamo così, figuriamoci col terzo dove arriviamo. Allora dicevo, col Concilio Vaticano II, che è il 1789 della Chiesa, questo purtroppo è un discorso tragicamente serio, perché queste cose qua si verificano a causa della crisi nella Chiesa, indotta dall'aver la Chiesa abbracciato il mondo, le idee della modernità, le idee appunto della rivoluzione francese. Le conseguenze sono queste. Lei ha visto che tra i truffati del Madoff dei Parioli c'era anche un frate domenicano, non so se ha letto ieri la vicenda. I giornali impropriamente dicono un sacerdote, perché i giornalisti ormai hanno una confusione tale in testa che il prete e il religioso sono la stessa cosa, vabbè, lasciamo andare. Questo invece è un religioso, quindi ha anche dei voti molto più rigorosi. Questo domenicano, che era in quota alla Congregazione delle Cause dei Santi, aveva 1.600.000 euro investito da questo tale. Allora dico, abbiamo perso completamente l'idea di cosa sia la Chiesa, sia la santità della Chiesa, sia la santità della Congregazione dei Santi, che è a contatto diretto con i miracoli anche. Se abbiamo personaggi di questo genere che hanno 1.600.000 euro e che li vanno a investire da un truffatore di questo genere, con tassi da usura del 20%, vuol dire che evidentemente c'è una crisi morale anche a livello ecclesiale enorme, indotta da quell'evento che si chiama... Se l'hai dimenticato. Concilio Vaticano II. Lo dico io perché tanto Fioravanzi ormai, diciamo, è rottamazione. Cosa ne penserei dell'ANSA come... dell'ANSA come ansia o dell'ANSA come agenzia di stampa? Sì. Cosa ne pensa? Che sarebbe la più importante agenzia di stampa italiana, almeno la più diffusa perlomeno. Perché? ANSA, no, perché dall'ANSA mi diverte avendo un moralista in studio. Conto mondiale di hockey. Perché invece è meglio avere un immoralista in studio. No, perché... No, mi incuriosisce questo, non so perché sono contro i mondiali di hockey, non ho proprio idea. No, guardi, questa roba qua non è... Non ho proprio idea perché siamo contro i mondiali di hockey, devo dire... sempre no, sono le solite queste. Quelli femminili colpiscono ancora. Mi domando perché un fuori programma davanti alla sede della Federazione Internazionale di Rugby sul ghiaccio di Zurigo, questa volta in segno di protesta contro l'organizzazione dei mondiali perché in Bielorussia, per denunciare la dittatura che sarebbe, che loro ritengono appunto, che sia francamente non so molto del governo bielorusso, quindi no, allora, posso protestano, però la cosa è vera che in questa maniera riescono a finire sulle copertine dei giornali, questo è oggettivo. Sì, allora se posso dire una cosa, diciamo, come si dice, questa notizia casca a fagiolo veramente, perché io queste le ho incontrate, in uno studio televisivo però le ho incontrate, sabato scorso a Milano. Allora... Scusi, erano da Chiambretti? Sì, erano da Chiambretti, sì. Anche lei? Sì, ero anch'io lì. Vabbè, che ci facevi da Chiambretti? Se mi chiama ci vado. Dovunque, va da chiunque, insomma, ovunque. Non è proprio così, nel senso che diciamo, di solito in loggia massonica se mi chiamano non ci vado, in una sezione del Partito Comunista non ci vado, in un bordello neanche per adesso, e in una discoteca sodomita neanche. A uno ci assomiglia un po' Chiambretti però, a una di queste cose che ha detto. Non so adesso cosa voglio dire. Ah, vabbè. Ci assomiglia un po'. Comunque, se posso dire di queste, certo. Perché il dato interessante è questo. Allora, queste discinte signorine, molto piacenti, peraltro, una in particolare che qua però non vedo. Questa è quella che parla in italiano? No, sono 2 o 3 che parlano in italiano. Mi può credere perché ho avuto conoscenza diretta, diciamo così. Non esageri perché la fraintendo, se c'è dire. No, ma io ho specificato che era nello studio televisivo, cioè, ho una moralità e una reputazione ancora da difendere.